Abbiamo fatto questo approfondimento sul tema lavoro a Treviso perché è una provincia in cui negli ultimi anni c'è stato maggior dinamismo nei suoi cambiamenti anche di culture, quindi un approccio al vitivinicolo molto più importante, e anche nel reperimento di manodopera. Rispetto ad altre province del Veneto questi meccanismi si sono visti con più evidenza. Quindi conoscere i temi, approfondirli, per noi è stato un motivo per organizzare questo incontro che vuole avere un respiro regionale e anche con alcuni collegamenti anche nazionali, però riteniamo che la provincia di Treviso sia peculiare da questo punto di vista e i datori di lavoro devono sapere quali sono le caratteristiche dei nuovi modelli organizzativi anche in rapporto alla manodopera, quindi ai propri collaboratori. È stata un'opportunità di approfondimento che riteniamo molto importante, molto sentita dai nostri soci che Confagricoltura ritiene di rappresentare in maniera maggioritaria nel mondo del lavoro agricolo. Ecco, questo è un tema che per noi è un tema importante anche nel reperimento della manodopera che in alcune circostanze è difficile da fare, ma credo che con l'aiuto e con alcuni suggerimenti potremo affrontare in maniera più serena poi i prossimi periodi, specialmente per la nuova raccolta, che per noi è essenziale. Nell'ultimo periodo il settore agricolo qua in Veneto, in provincia di Treviso, ma quello che si riscontra un po' in tutta Italia, è una carenza cronica di manodopera. Non si trovano più persone che vogliono lavorare nel settore agricolo, però confrontandomi anche con imprenditori, colleghi di altri settori, mi pare di capire che questo sia un problema generalizzato. Oltre a questo, quello che notiamo è per cui la difficoltà di trovare persone che vogliono lavorare in agricoltura, che sia dalla campagna, dal settore amministrativo, commerciale, non parliamo nel settore zootecnico dove diventa veramente molto complicato, ma quello che stiamo notando è anche una forte mobilità da parte delle persone che lavorano all'interno delle aziende, cioè le persone lavorano 2, 3, 4, 5 anni e dopodiché hanno voglia di cambiare, ma giustamente. Questo porta anche a una riflessione che dobbiamo fare soprattutto qua nel nord-est. Parlo delle aziende agricole, ma in generale. Il modello nostro è un modello fatto da piccole e medie imprese, dove la fortuna è stata data anche dal fatto che all'interno delle aziende ci sono stati imprenditori con loro collaboratori che hanno vissuto magari insieme all'imprenditore per 10, 20, 30 anni, hanno iniziato a lavorare a 18 e hanno finito in pensione. Questo ha portato al fatto che anche l'organizzazione aziendale, che si basava soprattutto sul sapere di poche persone, fa sì che oggi questo modello non è più possibile. Stiamo passando a un modello anglosassone, come dicevo, maggiore mobilità, e questo comporta anche per le aziende una grande difficoltà organizzativa. Le aziende dovranno sempre più strutturarsi con organigrammi, con mansionari per far fronte a quello che se oggi uno va via deve esserci comunque per chi viene quelle che sono le mansioni che deve affrontare, come inserito all'interno dell'azienda. Questo lo stiamo vivendo noi come azienda, ma vedo anche moltissimi nostri colleghi, per cui oltre al fatto della carenza, oltre al fatto della mobilità, quello che trovo che è una grande scommessa che dovranno fare le aziende nel futuro è proprio una riorganizzazione aziendale, un cambio di mentalità. Detto questo, vediamo che qua in Veneto, soprattutto in provincia di Treviso, negli ultimi anni abbiamo anche un nuovo modello di contratto o di forma di lavoro, che è quello dei contratti di appalto, cioè abbiamo società di servizi che in piena autonomia vengono all'interno delle aziende facendo un lavoro prettamente manuale. Eravamo già abituati con quelli che erano i contoterzisti, cioè chi veniva in azienda per fare la trebbiatura, l'aratura, cioè con macchinari. Oggi dobbiamo abituarci anche con squadre di operatori che vengono per fare delle operazioni manuali. Siamo in una provincia prettamente viticola, per cui come può essere la potatura, come può essere la scacchiatura, come può essere la fase della raccolta. Chiaro è che questi contratti hanno delle regole ben precise che devono essere seguite sia da noi committenti, cioè da noi aziende agricole, e sia dalle società che offrono tali servizi, sempre nel rispetto di quelle che sono le regole e soprattutto di quelle che sono la tutela del diritto del lavoratore.